Una buona sera, anzi anche un buon pomeriggio dalla piazza di Latisana. La nostra Miscoria è partita dal terrazzino del municipio e dallo stemma che di fatto vede due leoni e una torre. Siamo a Latisana e finalmente, proprio il caso di dirlo, si celebra San Martino, la festa di San Martino, e poi vedremo dalle immagini della Miscoria che qui l'afflusso di persone è ordinato, i distanziamenti vengono mantenuti, però c'è tanta voglia di festa e quindi Latisana sta celebrando in questa giornata umida ma non piovosa, quindi se state decidendo che fare oggi che è sabato venite perché non prenderete una goccia di pioggia. Domani si continua a festeggiare e come mi riferiva prima il vice sindaco Simonin, lunedì si prosegue grazie a una collaborazione con gli amici dello spettacolo viaggiante che si rivolgono, pensano soprattutto alle scuole, appunto Luna Park aperto anche per i ragazzi. Io con grande piacere, questa è la mia prima intervista, Sette lo conosco da un po' di tempo, però è la prima intervista che effettuo da quando Sette, assieme alla squadra che presenteremo per bene, si è insediato qui. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Telefriuli e buonasera a tutti gli amici di Latisana. Come diceva Paroni, poco fa Daniele Paroni, siamo in centro a Latisana ed è il sabato del San Martino di Latisana, siamo emozionati, siamo molto contenti ed è un'opportunità quella di poter presentare su questa prestigiosa vetrina di Telefriuli questo evento. Come diceva poc'anzi il presentatore Paroni, noi abbiamo una nuova squadra che amministra Latisana e cerchiamo di farlo con entusiasmo, con voglia di fare bene, di rinnovare e di dare un segnale di speranza, anche perché siamo un po' tutti coinvolti in una vicenda planetaria che nessuno pensava di vivere. E allora, se lei è d'accordo, non voglio fare io il presentatore, ma insomma, se lei è d'accordo passerei proprio a presentare questa squadra di cui sono tanto orgoglioso e di cui sono onorato che vedano in me così un punto di riferimento, diciamo sempre una figura che possa in qualche modo coordinare. Noi facciamo dell'unità del gruppo la nostra volontà primaria di fare bene per la comunità, questo è il nostro obiettivo. Allora, le quote rosa per chi ci crede o per chi non ci crede, ma l'importante è che entrambi i sessi insomma, siano coinvolti nella cosa pubblica, è ben rappresentata, quindi vediamo delle signore che di fatto fanno parte della giunta. Se vuoi possiamo iniziare da quel signore dal volto così cinematografico, ma chi è quello lì? È un medico dentista che quindi è abituato a sorridere perché lui può permetterselo. È Antonino Zannelli. Dottor Zannelli è un consigliere comunale che ha avuto un grande consenso, come tutti. È una tornata elettorale che ha visto un risultato di coalizione forse senza precedenti, oltre 4.000 voti. Tutti i consiglieri, ma tutti i candidati hanno avuto un grande risultato. Il dottor Zannelli è consigliere delegato alla sanità. Poi abbiamo l'avvocatessa Denisa Pitton, che è assessore alle politiche sociali. Poi abbiamo l'avvocato Maddalena Spagnolo, che noi diciamo il nostro consigliere regionale, che è capogruppo della Lega Friuli Venezia Giulia, ed è il consigliere comunale che ha avuto più voti in assoluto e quindi diciamo ha anche questa responsabilità, ed è consigliere delegato per il comune alle politiche comunitarie. Poi abbiamo il vice sindaco Ezio Simonin. Corazziere praticamente, guarda che stai stanga. Sì, è corazziere. Mi sento più sicuro, quando tu ce l'hai vicino, no, ci sente quasi. Infatti come vice sindaco diciamo che è rassicurante da questo punto di vista e poi anche dall'altro ci controlla e a volte anche ci dà buoni consigli che noi recepiamo molto volentieri. È assessore alle attività economiche e produttive e con il consigliere Serafini ha organizzato, che poi vi presenterò, ha organizzato la fiera. Lo ha fatto in un clima difficile perché l'anno scorso era stata sospesa, quindi abbiamo dovuto riprendere e riavviare la macchina, quindi approfitto per ringraziare il vice sindaco dello sforzo che hanno fatto il loro staff
e devo dire che a colpo d'occhio siamo veramente entusiasti del risultato, quindi bravissimo Ezio. L'assessore Cicuto è una farmacista ed è assessore alla cultura e alle pari opportunità, quindi è sempre anche vigile che ci comportiamo in modo equidistante senza avere preferenze di sorta. Ecco, Lanfranco, quindi visto che sei uno che parla tanto, se dovessi andarti giù la voce hai la farmacista e ha lo sciroppo, sì, che può fare a caso. Sì. Presidia assolutamente, sì. Quest'uomo che si presenta così bene, guarda, sembra che è appena tornato dal mare. Sì, è il consigliere delegato alle fiere, agli eventi fieristici e che ha collaborato con il vice sindaco Ezio Simonin nell'organizzazione di San Martino, il consigliere Claudio Serafini, che ringrazio tanto perché tra l'altro ha una dedizione anche lui come tutti i consiglieri assoluta, e quindi sono contento che abbia la soddisfazione assieme a tutti noi di avere un così bel risultato. Il presidente della Pro Latisana, De Marchi. Pro Latisana è il braccio operativo, per così dire, delle nostre attività ed è anche un po' la memoria storica degli eventi, anche se noi gli diciamo sempre che Piero, vorremmo sempre rinnovare e dare, diciamo, anche dei risvolti nuovi di rinnovamento appunto alle nostre manifestazioni. Poi abbiamo Elena Martinis, la dottoressa, che è assessore all'istruzione e anche altre materie tecniche importanti come l'urbanistica, e poi speriamo di potervi presentare gli amici di alcuni stand che Elena, l'assessore Martinis, ha coinvolto, come l'Istituto Superiore delle Scuole Superiori, abbiamo l'Istituto del Comprensivo con le altre scuole. Ecco, noi vogliamo anche cogliere l'occasione di questi eventi che sono una ribalta per la città, per la comunità, per dire che la Tisana ha dei servizi di assoluto prestigio. Se adesso vediamo la presentazione dell'ISIS, quindi dell'Istituto Superiore, che ha 5 specializzazioni, voi vedete che è una scuola di eccellenza, così come anche il Comprensivo, dove ci sono le scuole medie, le scuole elementari e la scuola materna dislocata su tutto il territorio delle cosiddette frazioni. Noi chiamiamo i centri del comune perché la Tisana ha un ampio territorio ed è policentrico, si chiamano tecnicamente le frazioni, ma è il centro di Pertegada, di Bevazzana, di Gorgo, di Latisanotta, e quindi venire ad abitare alla Tisana, diventare latisanesi, è un'opportunità per avere un supporto alle famiglie che va dalla scuola alla formazione e poi anche ad altri servizi primari. Abbiamo una casa di riposo che è assolutamente un centro di eccellenza, che tra l'altro stiamo lavorando per dare importanti investimenti e per essere, diciamo, un punto di riferimento per la terza età con le famiglie, e da questo punto di vista è importantissimo, come sappiamo. E poi abbiamo l'ospedale. Chi vive alla Tisana ha l'ospedale in città ed è un ospedale prestigioso, con delle specializzazioni che richiamano utenza da tutta la regione ma anche da altre regioni. L'ortopedia è un punto di eccellenza, per citarne una. Ecco, questo per dire che la Tisana è una città che noi faremo di tutto affinché sia di espansione, in espansione, che sia moderna, modernizzata e che abbia una prospettiva di ampliamento. Se posso, adesso vi vorrei presentare a uno per anche qualche dichiarazione rispetto a quelle che sono le linee programmatiche di ognuno. Partirei dal vice sindaco, da Ezio Simonin, che sulle attività produttive con San Martino ha avviato un nuovo rapporto con la comunità latisanese, però il secondo o terzo giorno che eravamo insediati in comune ha chiesto un incontro agli operatori economici della città, che hanno risposto in modo molto entusiasta, per avviare nuovi rapporti di collaborazione, no Ezio? Allora, vedete che Sette è un maratoneta, non ha debiti respiratori, cioè lui è andato e quindi non ha la bombola d'ossigeno perché è magrissimo, però ho provato a verificare se c'era e non ce l'ha, quindi io sono felice perché è rimasto tale quale quando ci vedevamo ancora in provincia, la fu provincia. Allora Simonin, in maniera sintetica,
come hai voluto incidere sulla, possiamo definire, la nuova Fiera di San Martino? Allora, buonasera a tutti i telespettatori. Diciamo che la Fiera di San Martino l'abbiamo presa in mano più o meno come era già stata fatta in passato, perché non avevamo avuto il tempo per riorganizzarla. Lo faremo sicuramente per il prossimo anno, però abbiamo voluto, come ha detto il sindaco, convocare tutti i negozianti, tutti gli esercenti che ci hanno dato una grande mano, sono stati molto collaborativi e il risultato lo vediamo. Dopo un anno di fermo credo che c'era voglia da parte di tutti noi, ma anche e soprattutto da parte dei latisanesi, e sono stati veramente soddisfatti di vedere riaprire nuovamente i battenti del San Martino. Vado un attimo tanto rimanete con me perché abbiamo ancora 2 minuti, poi andiamo in pausa. Lei vigila sulle pari opportunità, ma credo che non ce ne sia bisogno, anche perché l'impostazione mi sembra siete già partiti col piede giusto. Siamo partiti benissimo, siamo una squadra molto coesa e diciamo uomini e donne hanno lo stesso peso, ma soprattutto riusciamo a confrontarci benissimo senza nessuna difficoltà. Allora vado da De Marchi, chissà chi sta scrivendo, De Marchi. Quanti sono le associazioni coinvolte? Qua ce ne sono per ciò che riguarda questo tipo di organizzazione qua sono le foghere assieme all'associazione Pro Latisana, ma nel totale, visto che ci sono anche presenti diverse altre associazioni, almeno una 50. Allora vedete che lui non fa parte, cioè è arrivato, ma io amo improvvisare. Lei ha avuto fortuna perché lei ha vinto, credo. La pesca? Sì, infatti vedevo 4.521, non è il suo anno di nascita, perché sennò saremmo un po' troppo avanti. Era ancora a prendere un servizio di piatti, è troppo pesante. Siamo davanti alle telecamere, vorrei dire una roba, ma mi trattengo. Ha tanta fortuna lei, se non... Non tanta, no, per dire la verità non tanta. Sì, ma non tanta. Quanto ha investito? 5 euro. Cioè, ha beccato tutta sta roba? Sono tutti buoni i biglietti, ma non ho avuto tanta fortuna nella mia vita. Cerchiamo di essere positivi perché guardi, c'è tanta di quella sfiga in giro e poi sono quelli che ampliano la sfortuna, allora noi siamo ai contrari. Quindi, cosa ha fatto nella vita lei? Sono 47 anni che sono vedovo. Mi dispiace, però, no, e prima il lavoro? Ero un muratore. Quindi fatica, l'umidità se n'è presa? Ho sempre fatto il muratore, sono diventato sordo col motopic, vedi che ho gli apparecchi. Allora, mi sente bene? Con gli apparecchi sì. Dai, vabbè, chi se ne fa... Se non avessi gli apparecchi non sento niente. Guardi, sono sordi che mettono... e ci sono anche quelli che fanno finta di essere sordi. Bravo, non c'è nessun sordo che non vuole sentire. Lei come si chiama? Il sordo che vuole sentire. Come si chiama? Lei? Fabroni Angelo. Angelo, allora lei mi deve lanciare la pubblicità. La pubblicità? Sì, caro Fabroni, noi adesso andiamo facciamo un po' di fatturato adesso. Sì. È d'accordo? Sì, vabbè, Che non guasta mai. Cara Miscoria, andiamo. Il sindaco è un mio amico. Ero amico del papà che era della mia classe. Il papà. Ed eccoci nuovamente in diretta, vi stiamo raccontando San Martino a Latisana. Ho voluto partire con questa parte, alla mia destra c'è il vice sindaco, poi ritroveremo tutta la giunta che abbiamo incontrato pochi istanti fa, perché volevo salutare questo signore che si chiama Roberto, ma soprattutto Luisa. Ci siamo visti 2 anni fa proprio qua. Come stai Luisa? Bene, benissimo. Veramente ha questo sguardo così fiammante. Cos'è, gelato? No, cioccolato. Ah, cioccolata. Tanto sì, bar. Questa attività l'hai vista crescere tu? L'ho fatta io qui, visto. Ho fatto apposta, volevo vedere se eri attenta. So che l'hai fatta tu. E allora? Quanti anni hai? 93. Ti ha chiesto un consulto. Vaccinata? Sì. Guardate come lo dice. Quindi non ti ha fatto male il vaccino? No, per l'amor di Dio, c'è tanti dolori che fare un filo fa male. Per quel busut devi venire a te. Quel busut? Sì. No, beh, non è po', insomma, ha spiegato in maniera meccanica. Che vuole? Che voglio? Senti, Sì. quindi hai già pranzato, adesso il dolcetto. Dolcetto, se vuole mangio sempre io, no? Sì. Non è pasto. Ma chi ti ferma? Chi sono sti 2 qua? Questi 2 qua sono amici. Come si chiamano, se si può sapere? Sì. Renato. Grazie. Io vi saluto, ci vediamo il prossimo anno. Sì, spero di essere ancora viva. Facciamo le corna.
Buona continuazione. Facciamole, giusto? Ciao. Luisa, 93 anni, guardare e imparare, vice sindaco noi. Ciao. Più si lavora, più bene si sta. Più si lavora, meglio si sta. Far tanto l'amore fa male. Come, scusa? Far tanto l'amore fa male. Questa, Giuste. farle giuste. Andiamo in Scoria perché qua l'affare si sta... salutiamo anche queste... Chi sono queste? Chi sono? Mia figlia, mia moglie, e miei figli e mia moglie. Quindi c'è tutta la famiglia coinvolta. E Quindi- l'ipote di Tuo nipote che dorme. Come si chiamano queste creature? Mary e Jenny, e Giuliana la moglie. Perfetto. Vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Allora, questa è l'atmosfera che si respira appunto a Latisana e quindi, vice sindaco, spieghiamo che cosa trova l'utente che arriva a Latisana in questi giorni. Allora, l'utente in questi giorni, partiamo da giovedì che abbiamo inaugurato il Luna Park, quindi le attrazioni per i giovani, per i ragazzi, per le famiglie. Veramente è stato un grande successo perché abbiamo visto tutti molto contenti, si respirava una bella aria di festa ed erano tutti molto contenti, soprattutto dopo un anno di chiusura, quindi lo aspettavano questo Luna Park. Ieri sera invece abbiamo inaugurato il tendone della festa del vin novello e della zucca e c'è stata un'ottima partecipazione, il tendone era pieno e un risultato anche più di quello che noi ci aspettavamo. Oggi da stamattina presto sono arrivate le bancarelle degli ambulanti che hanno praticamente occupato tutte le vie del centro. Da oggi fino a domani si potranno fare acquisti nelle loro bancarelle e più anche nei negozi che rimarranno aperti anche nella giornata di domani. Quindi c'è veramente molto da vedere e soprattutto anche per trascorrere qualche momento assieme in compagnia e poi godere anche delle specialità locali. Allora, avete visto, mi ha fatto molto piacere incontrare la 93enne che ci ha addirittura detto che bisogna lavorare così si rimane giovani, far l'amore, lo avete sentito? Sì, però con calma. Moderazione. Questo lo dice Luisa, 93 anni, incontrata poco fa a Latisana. Io, siccome sapete che improvviso, vado da questa signora qui. Come sta? Tutto bene? Sì. Da dove arriva? Dalla Tisana, E questa chi è? la mia bimba. Quindi vedete le famiglie, e mi autorizza signor? Sì. Come ti chiami? Viola. Viola, vedi, è autunno ma lei è sempre è sempre un fiore. Sì. Ciao sindaco. Vedete? Qua ci si saluta, Martina, Siamo colleghe. questa è una carambata. Quant'è che non vi vedevate signora? Stamattina. Stamattina, quindi è una cosa fresca. Ciao Viola, arrivederci. Allora, io vado avanti, quindi la Spagnolo vedo che si sta cliccando, quindi noi occupiamo il tempo, consigliere regionale. Che cosa significa fare San Martino alla Tisana? Beh, di questi tempi fare San Martino alla Tisana vuol dire tornare a vivere. No? È un periodo che resta difficile, però insomma con le precauzioni che dobbiamo prendere vediamo che riusciamo ad organizzare, a cercare di rientrare nella normalità. San Martino che è sempre stata una tradizione per la Tisana e quindi è bello vedere che si sta ripopolando, che c'è la festa, che ci sono un bel po' di persone e che hanno voglia appunto di riprendere la vita normale. Senta, lei fa l'avvocato, consigliere regionale, consigliere comunale, adesso vedo la frutta e la verdura, ma lei, siccome a me piace anche ogni tanto dare un'immagine un po' diversa di questi politici, che magari sembra che siano solo una stanza dei bottoni, ma siete degli esseri umani, lei sa far da mangiare? Io so far da mangiare, diciamo che ho un po' di difficoltà a riuscire a trovare il tempo di fare la spesa, di organizzarmi, però quando mi metto ce la faccio. Senta, dovesse invitare Lanfranco 7 a cena, cos'è una cosa che le viene benissimo? E non potrei farla perché Lanfranco mangia poco e non potrei sbizzarrirmi. Giustamente sarebbe uno sforzo inutile. Ecco, mangerei io, ecco, che invece cucino eppure mangio. Una pietanza di San Martino? Beh, prima cosa è brutto, ma le frittelle, posso dirlo, che Lanfranco non mangerà, probabilmente non scherzo.
però insomma quello sono proprio un classico della fiera, e poi insomma abbiamo i nostri piatti tradizionali che poi sicuramente avrete modo di vedere con più precisione nel dettaglio, le castagne, il vin novello, la zucca, insomma tutta una serie di buonissime cose. Sindaco, e poi vorrei andare dall'assessore all'istruzione perché transitiamo vicino l'Isis Mattei, quindi andiamo per ordine. Chi sono queste persone che viaggiano con Dobbiamo ringraziare Protezione Civile, Polizia Locale, Carabinieri, ma questi ci siamo abituati a vederli, no? Sì, volontari sicurezza, alla Tisana ci sono molte associazioni di volontariato nei vari settori, Croce Rossa in ambito di sicurezza, in ambito anche di promozione dell'amicizia fra le comunità. Abbiamo un comitato di gemellaggio con Reichenau, che è una cittadina dell'Austria con cui abbiamo un rapporto di grande amicizia, e siamo coinvolti in una serie di iniziative che queste associazioni promuovono e che sono veramente delle situazioni di opportunità di stare assieme, però sono ogni volta nuove situazioni, nuove opportunità di avviare contatti che poi ricadono sempre dal punto di vista culturale, sociale, di promozione anche socio-economica. Quindi il volano del volontariato è un sistema fondante dell'azione proprio dell'amministrazione comunale latisanese. E noi avanziamo. Simonin, mi dici chi è quel ragazzo che ci sta riprendendo in questo momento? Così mostriamo le facce nuove che caratterizzano il comune e non solo. Chi è quell'uomo che credo sfiori i 2 metri? Sì, penso che sia anche più di 2 metri, e poi ieri ho misurato anche la scarpa, mi pare che mi ha detto ai 42, sì, quando avevo 10 anni mi ha detto, quindi adesso sarà sul 45-46. Cosa Lui fa? praticamente ci cura il nostro profilo Facebook della città di Latisana, quindi ci fa le foto e partecipa alle nostre iniziative, e ogni giorno aggiorna il nostro profilo proprio per rendere pubblico tutte le nostre attività. Ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il San Martino e ha iniziato a lavorare con noi con la festa della Repubblica del 4 novembre che si è svolta il 7, la domenica, come di consuetudine, e oggi è qua a riprenderci. Come si chiama? Si chiama Pier, Giorgio e Maurizio. Addirittura 3 nomi. No, Maurizio è il cognome. No, appunto, Pier, Giorgio, Maurizio. Fortunati, 3 minuti. Chiedo scusa se mi inserisco, l'assessore Vignotto ci ha raggiunti. Vieni Sandro, che è l'assessore alla protezione civile, lui ha presidiato, ci sentiamo rassicurati perché adesso che è arrivato qua con noi abbiamo anche un punto di sicurezza ulteriore. Posso dirti che è come avere una stufa a legna in questo momento, proprio il calore di sentire Vignotto vicino, quindi senti, ho nominato i volontari della protezione civile e non eri stato presentato, quindi è assolutamente spontanea la mia sottolineatura. Abbiamo il tagliamento vicino, quindi la protezione civile ha una responsabilità in più, no? Quando un ruolo fondamentale, importante per la sicurezza di tutta la Tisana e i latisanesi, che si sentono sicuramente appunto rassicurati dal loro impegno e lavoro costante. Anche questa mattina erano in sede a fare la revisione delle attrezzature, quindi sempre pronti per intervenire in qualsiasi momento a tutela della salute e dell'incolumità di Latisana. Quanti sono? E siamo sull'ordine delle 50 persone, poi effettivi sono una trentina, però è un gruppo molto importante in continuo rinnovamento. Grazie assessore Vignotto, piacere di averti rivisto. Allora, l'assessore all'istruzione che mi sta osservando come un condor, perché abbiamo il Lions che salutiamo, vedete che Lignano, Latisana, e diceva prima appunto il sindaco di questi gemellaggi, ma i rapporti qui sono soprattutto molto stretti su quelli che sono i comuni rivieraschi, quindi salutiamo ovviamente il Lions International e poi andremo con l'assessore all'istruzione. Signora, venga un attimo che... Giubbetto giallo, sa, di sti tempi, è un altro giallo però. È un altro giallo, questo è il giubbetto che ci caratterizza del Lions Club. Il Lions Club è un'associazione mondiale, è la più grande associazione di volontariato che esista al mondo e si occupa sempre che si occupa di assistenza e di servizio. Il colore del suo giubbottino è guardateci, noi ci siamo sul territorio. Beh, senz'altro, ci riconoscono da lontano, chi ha bisogno può sempre chiamarci.
Grazie. Noi adesso ci spostiamo, cara Miscoria. Dov'è l'assessore all'istruzione che è lì che mi guarda? E dov'è No, perché la stavo guardando così? Ho capito. La stavo guardando così da circa un quarto d'ora, perché lei prima ha nominato le quote rosa. Ok? Io e le mie colleghe non volevo solo dire che noi non siamo le quote rosa, ma siamo le quote fucsia. Noi siamo fucsia perché siamo ben colorate e siamo molto grintose. Si capisce, signora, si capisce. Allora, noi, se lei è d'accordo, adesso devo capire con la Miscoria, che lei mi fa con la manina quanto tempo manca alla fine. Posso andare avanti o vado in pubblicità? Allora, assessore, sa dove andiamo adesso? Andiamo dalle scuole. Dopo la pubblicità. Certo. A tra poco. Terza parte dello scrigno, salutiamo i volontari della Croce Rossa, le vedete che di fatto sono con questa la cosiddetta squadra appiedata che di fatto permette di monitorare le persone che partecipano al San Martino. Allora, Elena Martinis è l'assessore all'istruzione, alle nostre spalle anche all'istruzione, alle nostre spalle abbiamo un istituto, un glorioso istituto scolastico. Sì, abbiamo l'Isis Mattei, che anche in questi giorni abbiamo visto il Messaggero è tra gli istituti più rinomati della nostra regione. Diciamo che ho incontrato in questi primi giorni di assessorato, ho incontrato il dirigente Bassi, che ritengo una persona molto preparata e molto attiva, ma l'unica cosa che peccava un pochettino era il fatto della promozione, così come anche per l'istituto dei Ganuti, diciamo che anche loro sono molto preparati, hanno dei bei corsi, però non sono tanto, non fanno tantissima pubblicità, per cui quale occasione se non questa di San Martino, dove girano ragazzi con le famiglie per promuovere tutte le loro attività, e infatti sono qui assieme, vicini, appunto perché devono promuovere tutto quello che stanno facendo, e quindi loro hanno accettato la proposta che ho fatto io di essere qua vicini, uniti in questa occasione. Quindi di fatto approfittare di una festa tradizionalmente popolare proprio per mettersi in vetrina. Esatto, la vetrina è importante, no? Perché si possono fare tante belle cose, però devono essere conosciute. Grazie signora. Prego. Ma ci rivedremo perché penso che la Tisana abbia molto da raccontare. E vedete questa coppia, questi sono arrivati sicuramente in moto, non so perché ma scommetto che non so... Buonasera. Da dove arriva lei? Come dove arrivo? Da dove arriva? Da San Vito. San Vito al tagliamento? Tagliamento. La moto dov'è? È parcheggiata là. Che moto ha, scusi, così tanto? Africa Twin. Salutiamo. Infatti ho visto che è andata, adesso vado là perché questa corre più di una moto. Salve signor, lei mi è scappata, mi corre più della moto. Perché non è di bello esempio. Bevendo un bicchiere di vino, basta che non esageri, poi sono affari suoi. Com'è? Lei siete degli abitué della festa di San Martino? Prima volta in assoluto. Siamo appena arrivati e ci piace, bel clima, bella atmosfera, gentilezza ovunque e ci piace. Divertitevi. Grazie mille. Un saluto a questa coppia, grazie, arrivederci. E noi andiamo avanti e avevamo ancora una parte di fatto dedicata alla Spagnolo, che la Tisana ha molto a cuore, quella che è l'offerta scolastica. Assolutamente, infatti è importantissimo che anche si sfruttino queste occasioni per promuovere l'Isis Mattei di Latisana Lignano, che è una scuola che dà veramente dei servizi al territorio importantissimi. Anche recentemente c'è stato un report che ha evidenziato come in particolare nella sede di Lignano Sabbiadoro i ragazzi riescano a trovare lavoro in maniera veramente elevatissima, anche dei buoni risultati per quanto riguarda il liceo linguistico, e insomma abbiamo proprio a cuore che queste scuole continuino a svolgere così bene il loro compito. Lei è il dirigente? Dirigente, sì. Senta, ecco, la Spagnolo di fatto mi ha anticipato, volevo proprio dire, ma chi frequenta la vostra scuola trova un collocamento lavorativo abbastanza rapidamente?
Sì, io confermo quello che ha detto la consigliere regionale. Abbiamo appunto, la Fondazione Agnelli ha certificato questo per quanto riguarda il polo di Lignano, ma noi non abbiamo solo i tecnici, qui alla Tisana abbiamo il sistema dei licei che è comunque di notevole qualità. Io insomma in questi anni ho potuto frequentare voglio dire, gli enti locali, le associazioni e tutti quanti, va bene, i protagonisti di questi enti e associazioni comunque mi hanno detto che vengono, va bene, dal liceo o dal sistema dei licei di Latisana e i loro figli frequentano i nostri licei e quindi insomma c'è questa continuità che deve essere ancora più radicata e deve essere anche una, come dire, convinta, va bene, ecco, quello che chiediamo è a tutti i cittadini di Latisana e dell'ambito nostro territoriale di credere nel loro sistema formativo a partire anche dall'istituto comprensivo che non a caso oggi, va bene, sono insieme a noi perché crediamo che tutta la filiera formativa di Latisana sia una filiera di qualità in tutti gli istituti a partire dall'istituto comprensivo e anche i nostri e anche sì, tecnici, professionali e licei, perché abbiamo tutto quello che insomma occorre sia per il mondo del lavoro che per i percorsi terziari, universitari e post diploma. Grazie dirigente, quindi avete capito, sì c'è la fiera, l'offerta enogastronomica è ottima ma si vuole dare di più e quindi approfittare del flusso di persone che arrivano nella località latisanese anche per dire di che cosa è capace il territorio dal punto di vista dell'offerta formativa. Questi sono studenti, queste sono medie e elementari, saluto questo che è sicuramente un insegnante di musica, ciao. Eh sì, noi siamo insegnanti della secondaria e anche abbiamo deciso di presentarci un po' anche al paese perché abbiamo attivato numerosi corsi extrascolastici e ci faceva piacere far presente a tutti quello che stiamo facendo, corsi di musica, d'arte, di costumi, insomma giornalismo, greco, latino, stiamo facendo un po' di tutto e insomma è bello far sapere queste cose. Grazie a questo signore che arriva non da lontanissimo, ovvero sia da Camino al Tagliamento e lo ringraziamo, quindi salutiamo anche questa realtà e adesso con l'amministrazione comunale arriviamo in quello che è questo tendone dove andremo a guardare, a verificare quali sono i piatti che vengono proposti durante la fiera di San Martino a Latisana. Quindi siamo pronti per, vedete che qui ci sono le zucche che ci dicono che è periodo di zucche, ma delle lucine che ci dicono che fra poco più di un mese sarà Natale e con il buon Simonin ritengo che assieme anche al sindaco andremo a verificare quali sono le proposte. Eccoci qua, quindi siamo pronti, eccoli qua, guarda, precisi come degli orologi svizzeri. Simonin. Bene, allora adesso presentiamo naturalmente i piatti tipici della nostra tradizione che sono stati preparati dagli amici della Foghera del Timent di Pertegada, di Sabbionera e da quelli di Latisanota che si sta defilando, adesso arriverà fra un po'. E diciamo che questa tradizione della zucca del vin novello è abbastanza rodata da tempo, ma le foghere si sono organizzate penso da 4-5 anni assieme per collaborare ed è una partenza fatta ancora precedentemente. Devo ringraziare chi ha pensato questa cosa che veramente ha portato a unire 2-3 gruppi che prima viaggiavano un po' in maniera autonoma, quindi c'è anche un percorso delle foghere da fine di quest'anno, sia a gennaio, che speriamo quest'anno possono essere accese perché l'anno scorso purtroppo non siamo riusciti a illuminare il cielo con le nostre foghere. Adesso passerei a Berto Minutello, gli amici della Foghera di Sabbionera, che presenta i piatti tipici della nostra associazione, perché faccio parte anch'io di questa associazione. Grazie al vice sindaco Simonin, vedete prodotti del territorio semplici, facilmente accessibili e piacevolmente inquadrabili dalla nostra Miscoria. Berto, qui cosa abbiamo rapidamente? Abbiamo la classica salsiccia friulana accompagnata naturalmente dalla polenta arrostita come è di uso in Friuli, il frico che in Friuli penso che non manchi. Per chi non ha piacere di avere questi due piatti, ovviamente noi abbiamo pensato anche per i giovani di accompagnare la salsiccia con il panino, con un po'
di qualcosetta e del buon vino naturalmente. Grazie a Berto, Anna Maria Galasso e il suo prezioso figliolo. Qua c'è una tripla, vediamo dov'è, volevo che il buon 7 venisse 2 secondi perché poi devo fare una scelta. Chi è che mi spiega il menù? Allora, noi presentiamo le patatine fritte per un pubblico un po' più eterogeneo, diciamo anche più giovane, il goulash friulano con la polenta e gnocchi di zucca con burro salvia e ricotta affumicata. Mi dimenticavo, la foghera è data vostra? 5 gennaio. Il 5 gennaio anche la nostra in primis, poi loro seguendo l'orario praticamente. Di fatto uno dietro l'altro, Sabbionera, Pertegada e poi andiamo da quest'uomo che... Carissimo, come stai? Molto bene, grazie, ciao a tutti, è un piacere rivedervi sempre. Senti, e qui cosa abbiamo? Allora, noi abbiamo cercato di tenere proprio le tradizioni, quelle vecchie. San Martino, una volta si rivolavano i contratti agrari e quindi si andavano a mangiare le trippe. E quindi abbiamo voluto quest'anno proprio preparare questo piatto che sono le classiche trippe alla friulana, accompagnata da un classicissimo orzo e fagioli che è proprio il nostro piatto forte. La vostra pira si accende quando? La nostra pira si accende il 6 gennaio alle ore 17:30 e quest'anno non ci sarà il classico tendone riscaldato per le classiche normative che ci sono, faremo tutto un itinerante lungo le strade del paese. Volevo ricordare, ho portato questo, che alla Tisanotta ci sarà la classica lotteria della Foghera, dove il primo premio è una favolosa Volkswagen T-Cross. Vi aspettiamo tutti numerosi, ma mi raccomando, vaccinatevi perché altrimenti non ne usciamo e queste sagre poi non si faranno più. Direi che sei stato chiarissimo. Adesso noi andremo anche lì, però volevo un attimo, caro Sette, ma di questo ben di Dio, siccome sei particolarmente attento in maniera quasi... qual è delle tre che sceglieresti? Qual è Guarda, tutto, decisamente, però guarda questo piatto di gnocchi che sono una meraviglia da vedere e adesso proviamo se anche all'assaggio sono... Senti, ma tu mangi quando mangi? Perché pochi grammi? No, mangio... Però sei molto severo però sull'alimentazione. Diciamo che quando posso mi muovo a piedi e brucio, ecco. Allora guarda, non so se tu vuoi assaggiare anche tu, però decisamente questo è meraviglioso. Sono un po' freddati. Buonissimo. Guarda, prova. Lo tengo io. Aspetta un attimo, sono dei presentatori televisivi. No, ma questi ormai ci conosciamo da una vita, dobbiamo riprendere ghiacciati, carosinaco però. Però guarda Miscoria, non è molto elegante per chi si sta evidentemente. Vuoi uno anche tu, Miscoria? Dopo lo mangi anche tu, Miscoria. Grazie. Ci sono le castagne, però la Miscoria mi dice che devi andare in pubblicità. Così mi raggiunge l'esofago e il gnocco. A tra poco. Ed eccoci con un altro esponente dell'amministrazione comunale di Latisana, Serafini. Qui è un altro angolo di grande tradizione. Questo sì, la tisana ormai anche con le castagne non potevano mancare a San Martino. Questo proposto anche dagli amici della Foghera di Sabbionara e Paludo. Una tradizione che quest'anno, dopo il blocco dovuto alla pandemia dell'anno scorso, ha rilanciato e cerchiamo di rilanciare la tisana in tutto il suo contesto, sia di festività che quant'altro. Qua adesso noi abbiamo Angelo e Franco con Claudio che si danno da fare con le castagne. Mi sembra che siamo già usciti tra ieri e oggi un bel po' di chili o di quintali di castagne. Un quintale, quindi è stato un bel lavoro anche da parte loro. Allora vado da questa parte.
Posso chiederti da dove arrivano le castagne? Di Brescia, dalla provincia di Brescia. E voi adesso le tagliate e poi vanno lì, ma quella è la stessa macchinario che serve per fare le mandorle, no? Diciamo un po' simile, ma non, viene surriscaldata di più. Allora noi facciamo una precottura. Là c'è la e dopo inseriamo nella macchina, così abbrevi il tempo di cottura. Grazie. 10 minuti e tutto pronto. 10 minuti, grazie. Grazie anche a questo signore che salutiamo e si chiama? Franco Dazzan. Quindi adesso queste le stai tagliando e queste sono pronte per andare in forno? Stiamo tagliando, le stiamo e dopo le mettiamo nel forno una decina di minuti in modo che comincino una precottura e poi dentro la macchinetta a finire di rosolare. Sì. Grazie, anche questa è San Martino e la festa di Latisana. Presidente, allora ancora... Dico, per noi è una soddisfazione perché sono diversi anni, almeno una decina, che abbiamo iniziato questa collaborazione con i comitati delle foghere e assieme a loro noi come Pro Latisana appunto per promuovere quella che è l'iniziativa che voi ben sapete che nella Bassa Friulana si svolge la vigilia dell'Epifania. E mentre sì, a Latisanotta hanno approfittato nel 30° a farla il giorno dopo, giustamente per andare a incidere su quelle che poteva essere un doppione della manifestazione nella serata del 5. E così noi da diverso tempo collaboriamo in questa iniziativa, ci fa molto piacere, il tempo ha retto, la gente c'è e speriamo possa continuare. Allora noi adesso usciamo e andiamo, ci tuffiamo proprio in questo corridoio naturale che di fatto dalla piazza di Latisana porta dritti girando alla prossima destra al Luna Park. Vice Sindaco, voi di fatto state già ragionando sul Natale. Sì, adesso andiamo nel Luna Park, però prima di passare dall'altra parte, come abbiamo detto, lunedì si chiuderà praticamente la fiera con la giornata dello studente, ma noi stiamo già lavorando sul Natale perché abbiamo intenzione di fare una serie di iniziative importanti. Già da martedì incominceremo a illuminare le vie del centro e delle frazioni che verranno inaugurate il 27 di novembre. E ci sarà anche l'apertura del villaggio di Babbo Natale nell'oratorio organizzato dal Circolo Frassati e con la collaborazione della Proloco che abbiamo sentito prima il Presidente. Il 4 faremo anche l'accensione dell'albero di Natale proprio qui nella piazza vicino al Trevisan con l'apertura anche del presepio di sabbia, una grande novità per Latisana quest'anno. Abbiamo contattato l'associazione di Lignano, Dome Aghe e Savalon, che farà un presepio di sabbia in piazza Caduti della Giulia e lo inaugureremo proprio il giorno 4 di dicembre. Allora Simoni, ma quindi ci sarà sia a Lignano che a Latisana? Allora, a Lignano naturalmente c'è il grande presepio di sabbia che invito tutti ad andare a visitarlo perché è una cosa bellissima. A Latisana ci sarà una miniatura di quello che è il presepio di Lignano Sabbiadoro, naturalmente con dei gazebi che ha bisogno anche di una certa manutenzione. Allora vediamo se ci conviene perché vorremmo chiudere alla zona del Luna Park, si va da questa parte, quindi vedete che di fatto molte sono le persone, anche se non c'è il distanziamento è garantito, che indossano le mascherine, qui le distanze sono garantite anche perché l'accesso è molto regolare. Michele, questa è la tua Latisana, visto che c'eri tu a governare l'inaugurazione. No, sono loro che governano, io sono qui a chiacchierare. No, governavi l'inaugurazione. No, sì, effettivamente ho avuto il piacere di chiacchierare durante l'inaugurazione di questo bel San Martino che poi, come hanno spiegato gli ospiti che mi hanno preceduto, ovviamente stanno preparando delle belle cose qui e soprattutto per il Natale, quindi insomma Latisana attivissima. Signora? Guarda, no, queste sono le cose che mi piacciono. Come sta? Ha mangiato la frittellina? Ecco, chiedeva al vice sindaco se le offrono un pezzettino di frittella. Ma guardi, se lui si ingegna di mangiarla. Ma guardate, questi sono i latisanesi, cioè è questo lo spirito di San Martino. No, lei non è di Latisana, cioè mi facesse far bella figura, di dov'è? Di Meduno. Di Meduno, quindi però a Latisana c'è quest'aria San Martino che spezzò il mantello e lei spezza la frittella, capisce?
Stia bene signora, buon appetito. Daniele, spiegami perché il vice sindaco avrebbe voluto la frittella quando la forchetta in mano ce l'hai tu? Grazie Cupito. Questo è quello che mi sento per il gnocco, ma ne ha mangiati forse più 7 del sottoscritto, ma dopo torniamo sul luogo del delitto. Scusami Cupito, ti ho interrotto, in 3 minuti arriveremo a Luna Park, chi lo sa? E andiamo sugli autoscontri e sui dischi volanti, dove preferisci Daniele? Dimmi tu, dove vuoi? Sì, direi gli autoscontri. Anche perché un po' di fatto rappresenta il momento dell'autoscontro. Senti, ma te la ricordi il San Martino, la festa di San Martino da piccolino? Magari ti portava tuo padre per manina? No, ma esatto, sì, ma era l'appuntamento per venire con le famiglie, ma anche noi ragazzi, insomma, anche perché poi la Tisana è un paese, come puoi vedere, tranquillo. E io veramente ricordo, ripasseggiando per queste vie, rivedendo le piazze, l'altro giorno ho rivisto i dischi volanti, proprio quando dicevi tu all'inaugurazione, e sai, sono quelle situazioni nelle quasi ti rivedi 50 anni fa, 45 anni fa, però ti dico la verità, il bello di questa festa è che lo spirito è rimasto intatto, nel senso che veramente si respira la stessa aria di allegria, di familiarità, credo che questo sia la forza di questa manifestazione. Ed è vero, hai ragione, in fondo sono manifestazioni che ti fanno ritornare indietro nel tempo e ti fanno rivedere un po' il bambino che sei stato, il ragazzo che sei stato. Grazie Michele, ma tanto ti rivedremo perché è lui l'uomo che si occupa della selezione di Miss Italia per quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Senti sindaco, e da piccolino sulle giostre ci andavi? Ma assolutamente sì, perché la tradizione è in realtà la conferma che ogni anno non aspettavamo altro, e ti dirò che tuttora penso che prima che finisca la fiera faremo qualche giretto, volentieri, magari con gli amici ci divertiamo ancora. Speriamo che vengano un po' anche gli amici da fuori. E vedete che qui di fatto si respira aria natalizia, vedete che le vetrine sono già addobbate, allestite con alberi di Natale e ovviamente qui si pensa ovviamente alla fiera di San Martino, ma a quelli che saranno la nevica. Qui è già un po' che non nevica a 7. No, non nevica, però se succede siamo pronti, abbiamo tutto. Non so se notate il sindaco, lui sta già pensando al piano antineve, cioè questa non... Ecco, e queste sono, questo è l'albero, io sono particolarmente appassionato di questo momento, quindi guardate come è stato addobbato quell'albero, quindi diamo delle immagini che non sono gli ospedali con la fila di ambulanze finalmente, ma diamo anche un'immagine un po' più rasserenante, visto che mancano veramente 6-7 settimane all'avvio del Natale. E qui si sentono i profumi e soprattutto si vedono e si sentono le musiche e i colori del Luna Park. Questo è il Luna Park che si trova, per chi dovesse venire da queste parti, proprio a ridosso dell'ufficio postale, sindaco. Sì, Piazza delle Poste, che è Piazza Matteotti, quindi sì, piazza dove c'è la posta e dove ci sono le attrazioni, sono dislocate su 3 posti. Questa Piazza delle Poste, appunto Matteotti, poi c'è Piazza Caduti della Giulia e un'altra laterale di via Percotto, quindi sono 3 dislocazioni con attrazioni differenti, tutte in sicurezza tra l'altro, assolutamente verificate. Ecco, dobbiamo ricordare, mancano circa 2 minuti e mezza alla fine di questa diretta che stiamo effettuando. Da quant'è che si fa San Martino? Da sempre? Guardi, l'altro giorno abbiamo potuto visionare dei reperti di storia letteraria risalenti al 1910-1911 e sembra di leggere la cronaca odierna. Peraltro la storia di Latisana, che è una storia millenaria, noi dobbiamo veramente proporla a tutti i cittadini della regione perché è interessantissima. Quindi la stiamo raccogliendo, la stiamo ordinando e ve la presenteremo, creeremo le occasioni per raccontare la storia di Latisana. Allora vedete, questo di fatto è l'ingresso al Luna Park, sulla destra non possono mancare le frittelle e questo a sinistra è il Tagada, quindi è una giostra storica, eccolo qua il Tagada che è qui, Miscoria, che se mi ascolti è qui. E quindi questo è l'ingresso del Luna Park di
Latisana e penso che forse possiamo fermarci qui. Vice Sindaco, l'afflusso non manca. No, un bel afflusso anche ieri e l'altro ieri, quindi vuol dire che c'è veramente voglia di ripartire, di tornare, come diceva anche il consigliere regionale, alla normalità. Abbiamo bisogno veramente di stare assieme, di trovarci, di essere un paese unito e questo credo che sia una grande immagine che dimostra che c'è questa buona volontà. Io non mi ricordo se ho fatto parlare questa signora. No. Allora, lei è? Io sono Denisa Pitton e sono assessore delegato alle politiche sociali e giovanili e con delega anche al servizio sociale dell'ambito Bassa Friulana. Senta, che situazione ha trovato? Allora, io sono una neofita della politica e dell'amministrazione, però devo dire che il clima di collaborazione che ho trovato in questo gruppo mi ha molto sorpreso favorevolmente. Grazie, quindi è l'assessore al settore giovanile e di fatto qua ci sono molti ragazzi. Questo signore l'abbiamo già fatto parlare, no? Lo salutiamo, lei è? Antonino Zanelli, sono consigliere delegato alla sanità. Sanità che è sotto sforzo. È sotto sforzo, ma vogliamo fare del nostro meglio per migliorarla, soprattutto a livello dell'assistenza territoriale e l'ospedale di Latisana, assolutamente. Grazie di cuore, io saluto il sindaco, siamo in chiusura. Grazie, noi siamo molto riconoscenti dell'opportunità che ci avete dato di presentare questo evento, che è un evento di ripartenza senza perdere la consapevolezza che dobbiamo rimanere ancora vigili, ce la metteremo tutta, ma cerchiamo di contemperare le cose. Noi vi invitiamo a Latisana e cercheremo di proporla in modo amichevole, perché vogliamo veramente coinvolgere nel nostro percorso di socialità. Grazie. Grazie al sindaco, a tutta la giunta e all'amministrazione comunale, è veramente tutto dalla Fiera di San Martino. Vi ricordo, venite perché si va avanti fino a tarda ora, domani tutto il giorno e ovviamente anche lunedì. Grazie alla nostra Miscoria e alla regia di Gian Domenico Ricci che ci ha seguito dagli studi di Via Nazionale 120 a Tavagnaco. Buona serata, arrivederci.